Prosegue la mobilitazione studentesca nelle scuole della nostra provincia, giunta oggi al quarto giorno. Ad Agrigento, oltre al liceo classico, da cui è partita lunedì scorso l'occupazione, hanno aderito a catena tutti gli altri istituti di scuola media superiore di secondo grado della città, ad esclusione del liceo scientifico Leonardo, che ha indetto l'assemblea permanente dalle 8 alle 20, lasciando le aule libere per i ragazzi che hanno preferito continuare il regolare corso di lezioni. Una protesta matura e portata avanti con grande senso di responsabilità e spirito di sacrificio, come traspare dalle attività che coinvolgono i ragazzi impegnati durante la giornata in attività anche di studio. Io fin dall'inizio ho dichiarato il mio dissenso nei confronti di una scelta come quella dell'assemblea permanente, occupazione che dir si voglia, perché ho cercato di far comprendere loro che si tratta ormai anche di una formula che va avanti da tanti anni e che viene un po' anche recepita dall'opinione pubblica più come una consuetudine, una sorta di conformismo che come un atto di contestazione nel senso pieno della parola. Loro hanno fatto una scelta precisa, che è stata comunque quella, pur nel rispetto delle parti, di entrare in agitazione, pur sapendo che tutto questo avrebbe anche comportato delle responsabilità precise, ma al tempo stesso un atteggiamento di rinuncia, di sacrificio. Allora dovevano già in partenza capire che non avrebbero più avuto la possibilità né di fare le attività extrascolastiche, che a loro sono sicuramente più gradite, né di recarsi al teatro, né di fare tutti i corsi integrativi che arricchiscono l'offerta formativa di questo istituto. Bene, i ragazzi hanno pienamente condiviso la linea di coerenza. Voi non avete aderito all'assemblea permanente? No, personalmente come le mie compagne comunque riteniamo che sia una forma di protesta inadeguata. E quindi cosa state facendo? Faccio la lezione regolarmente, andando avanti il programma oppure facendo interrogazioni, come se niente fosse, insomma. Al momento cosa state studiando? Per ora stiamo facendo storia, un approfondimento sulla prima guerra mondiale comunque. Chi non aderisce all'assemblea permanente può regolarmente continuare le lezioni? Fino a quando non ci impediscono di entrare nell'istituto, noi siamo regolarmente in servizio. Una protesta giustissima e validissima che dovrebbe non partire dai ragazzi ma dalle famiglie per garantire il diritto allo studio ai loro figli. Assolutamente sì, i ragazzi finiscono per farsi carico di un problema che invece è prioritariamente delle famiglie, perché sono le famiglie a rappresentare la committenza. I ragazzi hanno scelto di studiare, è loro diritto avere più scuola e migliore scuola, e quindi è autolesionistico rinunciare nei fatti al diritto allo studio,